Tragedia nel pomeriggio a Porto Viro, 29enne colpisce il padre a martellate durante una lite, l'uomo muore poco dopo, il ricovero in ospedale. Rivedere i parametri delle fasce di rischio e rafforzare il comitato tecnico scientifico individuando un portavoce. Le richieste di Zaia a Roma prima del nuovo DPCM, il governatore preoccupato per le varianti. Stop allo spostamento tra regioni prorogato fino al 27 marzo, è la prima decisione del nuovo governo Draghi. L'assessore regionale al turismo Caner, stagione invernale finita, ora ristori e indennizi immediati. Intanto esercenti, commercianti e imprenditori hanno manifestato stamane sotto la sede dell'INPS regionale la paura concreta di non riuscire a sopravvivere alla crisi. Numerosi insegnanti a casa per gli effetti del vaccino anti-Covid, un lunedì difficile nelle scuole, in diversi casi è stato necessario ritoccare gli orari per mancanza di maestri e professori, l'ufficio prevenzione e sanità pubblica, reazione normale. Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 poco dopo le 13, epicentro in provincia di Trento, ma a terra ha tremato anche in Veneto tra la provincia di Vicenza e quella di Verona. I mondiali di sci di Cortina vanno in archivio con il bilancio di un importante successo organizzativo per il primo grande evento sportivo mondiale in pandemia, con un occhio all'appuntamento olimpico tra 5 anni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Purtroppo anche questa sera in primo piano qui a raccontarvi l'ennesima tragedia che si è consumata in Veneto nelle ultime ore, stavolta nel Rodigino a Porto Viro. Tragedia che si è consumata questo pomeriggio quando un 29enne ha colpito il padre a martellate durante una lite. L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Colpi alla testa e al corpo, la furia armata da un martello, la lite violenta terminata nel peggiore dei modi, finché con il padre esanime a terra ha chiamato lui stesso i carabinieri cercando forse di rimediare a una tragedia che già si era compiuta. L'orrore va in scena in una bifamiliare di via Siviero a Contarina, frazione di Porto Viro. Nella casa in fondo al viale vivono Giovanni Finotello, 56 anni, i 2 figli e i nonni. Una famiglia apparentemente tranquilla. Uno dei ragazzi, 29 anni, fa l'operatore sociosanitario. È con lui che scatta la lite per motivi ancora da chiarire da parte degli inquirenti. L'unica certezza è che poco dopo le 14, alle urla per il pesante confronto tra i due, segue la scena da film dell'orrore. Il martello in mano al giovane che si scaglia contro il padre. Testa, tronco, più volte. Altre urla agghiaccianti risuonano nella via. Il giovane evidentemente si rende conto di ciò che ha fatto e chiama i carabinieri. I militari di Porto Viro accorrono assieme alla compagnia di Adria sul posto, assieme ai sanitari. Giovanni è gravissimo ma ancora vivo. Una corsa disperata all'ospedale di Porto Viro, ma 2 ore dopo il suo cuore smette di battere e la violentissima aggressione si trasforma in un omicidio. Ancora una volta è una comunità che si chiede un perché, a partire dal sindaco Maura Veronese, che conosce la famiglia Finotello e si dice totalmente scioccata da una vicenda con ancora tanti punti da chiarire. E adesso l'epidemia, la pandemia da coronavirus, ci sono novità in arrivo dal Consiglio dei Ministri che si è riunito questa mattina. Intanto ieri il Veneto nella conferenza Stato-Regioni ha presentato le proprie proposte in vista del prossimo DPCM, il primo a firma Mario Draghi. Spostamenti tra regioni vietati fino al 27 marzo con la deroga confermata per i piccoli comuni. In zona rossa divieto di far visita a parenti e amici, possibilità invece che rimane per chi risiede nelle fasce gialle e arancioni con le precedenti modalità. Queste le principali misure approvate oggi dal Consiglio dei Ministri, dove la responsabile per gli affari regionali Gelmini ha illustrato le proposte messe a punto dai governatori per la gestione dell'emergenza Covid ieri nella conferenza Stato-Regioni, dove il Veneto ha presentato le sue richieste. Ho chiesto che il CTS venga rivisto ma anche rafforzato, questo nucleo nazionale di scienziati, perché a noi serve un punto di riferimento. Quindi io non sono per lo smantellamento, sono perché venga rafforzato, ma che diventi anche autorevole punto tale di avere uno speaker, no? Di avere un portavoce, che ci sia un tagliando rispetto all'approccio e ai parametri, visto considerato che abbiamo un anno di esperienza. Sia doveroso rivedere un po' i parametri, perché abbiamo capito che noi ci riferiamo tanto all'R con T, però un R con T che è vecchio di 2 o 3 settimane quando cala il colore su un territorio. Il vero tema sono i tassi di ospedalizzazione, terapie intensive e area non critica. E a proposito di ospedalizzazione, questo è l'andamento dei ricoveri e delle dimissioni da inizio 2021 nella nostra regione. Noi ricoveriamo mediamente 15-20 persone al giorno in Veneto e in percentuale
si calcolano 10%, finiranno in terapia intensiva. L'unica misura è accelerare la campagna vaccinale. Il Veneto con la sua squadra insieme ai medici di base, ha spiegato Zaia, è in grado di effettuare 45-50.000 vaccinazioni al giorno e allora si punta molto sulla figura istituzionale del Premier Draghi. Dall'alto della sua autorevolezza, che è indiscussa, dello standing internazionale che gli viene riconosciuto non solo dagli italiani ma dal mondo intero, ci possa dare una mano per far rimpinguare le scorte di vaccini. Il tavolo di ieri tra i ministri Speranza e Gelmini e i governatori si è concluso con l'impegno di ulteriori incontri in vista del primo DPCM a firma Draghi. Ieri è stato deciso di incontrarci più frequentemente, onde evitare di avere sempre i DPCM dal last minute. C'è stato un impegno a costruire questo DPCM che direi che è una pietra miliare. La proroga al divieto di spostamento tra le regioni al 27 marzo prossimo sancisce la fine della stagione turistica invernale. Così l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che spiega ora si pone l'esigenza di intervenire velocemente mettendo ristori e indennizi immediati a disposizione delle attività del settore per far conoscere da vicino le difficoltà che sta attraversando anche la nostra regione. Fino al 2019 la più turistica d'Italia. Porterò i dati e le stime relative al calo del fatturato l'attenzione del ministro Garavaglia già nell'incontro convocato per il 24 febbraio con gli assessori regionali. E intanto da più parti la voglia di tornare alla normalità, di poter ricominciare a vivere come prima dell'inizio della pandemia, riaprendo le attività, si fa sempre più forte. Ed è questo il quesito che vi presentiamo questa sera nel sondaggio. Vi chiediamo di rispondere a un anno di virus, riaprire tutto. Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se la vostra risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga registrata all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. E temono di non riuscire a sopravvivere alla crisi del Covid tante attività, ristoratori, commercianti, esercenti che oggi hanno manifestato davanti alla sede regionale dell'INPS a Venezia. Vivete con i nostri contributi e le nostre tasse, ricordatevelo, ci state ammazzando. Lei ha paura di fallire? Sì, anche se l'azienda è sana, la paura c'è. Ho paura che ci ritroveremo con una somma importantissima da pagare dopo e di non essere in grado di poter riuscire in questo. Sono le voci di negozianti, baristi, albergatori e altre categorie sempre più in difficoltà per le limitazioni dovute al Covid. 3 settimane fa Veneto Imprese Unite aveva organizzato una manifestazione davanti all'Agenzia delle Entrate di Marghera. Ora si replica davanti alla sede dell'INPS di Venezia, in un fine settimana segnato dal tragico gesto di un imprenditore padovano dello spettacolo che si è tolto la vita nella propria azienda. Qualche giorno fa anche nel Trevigiano invece un dipendente ha fatto la stessa scelta perché appunto aveva perso il posto di lavoro in quanto l'azienda non poteva più tenerlo in forza. Purtroppo questa è un'altra realtà, un'altra delle nostre richieste che porteremo più avanti all'INPS quando andremo a parlare con i dirigenti sarà proprio quella anche dell'abbattimento del costo del lavoro, perché abbiamo bisogno di poter tenere in forza il nostro organico. A manifestare c'è anche una giovane coppia, 30 anni lui, 28 lei, un bambino in carrozzina, gestiscono un bar. Speriamo che lo Stato ci aiuti, altrimenti la scelta più ovvia è quella di chiudere. Quanto potete resistere così? Possiamo resistere ancora 3-4 mesi. In Rio Novo arriva una gondola. La situazione è difficilissima anche per questa categoria. Da fine ottobre ho fatto un giorno di servizio, domenica scorsa, quindi ieri. Per cui come fate ad andare avanti? Si va avanti con i pochi risparmi dell'estate, perché per fortuna, nonostante tutto, qualche temerario è venuto a farci visita e basta. Oltre all'abbattimento del costo del lavoro, i manifestanti chiedono una cassa integrazione dignitosa. Parlano tanto dell'80% dello stipendio, in realtà l'80% del minimo salariale, quello che percepiscono realmente è il 50-60% di quello che percepirebbero lavorando e a queste condizioni ovviamente con 500-600 euro al mese di bonifico è molto difficile riuscire a pagare anche per loro utenze, affitti, iniziano ad arrivare le prime minacce di sfratto, iniziano ad arrivare i primi solleciti di pagamento e questa non è vita.
Il mondo delle maestranze dello spettacolo piange il professionista di Arquà Petrarca, nel padovano, titolare di un service che allestiva concerti ed eventi, che si è tolto la vita. Omar Rizzato, a causa del Covid, non lavorava da un anno. Il suo corpo è stato trovato da un collaboratore. Il ricordo dei fratelli che come lui lavorano nel settore degli eventi. Mio fratello era il tipo simpatico della situazione, era di compagnia, era sempre, faceva vedere che era felice, nascondeva in realtà tante cose. Elena Rizzato è stata tra le ultime persone ad aver sentito il fratello Omar, l'imprenditore 41enne titolare di un'azienda che si occupa di allestimenti audio e luci per fiere, eventi e concerti, che si è tolto la vita all'interno del suo capannone a Cinto Euganeo. Un anno senza lavoro, le spese, i dipendenti da pagare, tanti pensieri e poche speranze di una ripresa hanno schiacciato il professionista e l'hanno spinto al gesto estremo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un collaboratore sabato. Hermes, come il fratello Omar, opera nel settore del mondo dello spettacolo, un settore fermo da un anno a causa della pandemia. Di ristori ne hanno dati purtroppo veramente pochi, briciole per quanto riguarda un'attività più o meno grande. Non hanno valutato bene chi aveva più o meno bisogno nelle funzioni che avevamo. Ci hanno proprio lasciato completamente fermi, non ci hanno dato possibilità di lavorare in nessuna maniera. La dignità è il lavoro, è tutto, oltre alla famiglia, per cui ci hanno tolto, ci stanno togliendo ancora adesso quella dignità di lavoro che abbiamo. Elena ed Hermes sono stravolti dal dolore, sapevano che il periodo era difficile per Omar, ma non si aspettavano potesse arrivare a togliersi la vita. Andavo sempre a trovarlo, quasi tutti i giorni, e se non lo andavo a trovare lo chiamavo, e quindi sì, parlavamo, e lui era molto provato per la sua situazione anche lavorativa. Solo 2 piccoli lavoretti svolti in estate, troppo poco per tenere in piedi l'attività. Adesso faccio anche la parola da parte di mio fratello, che purtroppo non c'è più, e chiediamo se veramente possono fare qualcosa anche per noi, per tutti gli operatori di spettacolo, dai tecnici ai titolari, a tutto quello che può essere. Siamo abbandonati. Il mondo dei concerti e degli eventi soffre la paralisi imposta dall'emergenza sanitaria, e proprio martedì, il giorno prima dei funerali di Omar, che si terranno mercoledì mattina a Tribano, è prevista una manifestazione delle maestranze dello spettacolo davanti al Teatro Verdi di Padova per ricordare un anno di stop e chiedere misure per la rinascita del settore. Nel fine settimana sono partite le vaccinazioni per gli insegnanti. Ebbene, oggi decine di maestri, professori sono rimasti a casa per gli effetti collaterali legati al vaccino anti-Covid. Un lunedì difficile negli istituti, in diversi casi è stato necessario ritoccare gli orari per la mancanza proprio degli insegnanti. Su 5.500 vaccinati, circa 50-60 persone che comunque manifestano veramente lievi sintomi che andranno a sparire nell'arco di un paio di giorni. Effetti del siero AstraZeneca sugli insegnanti che si sono vaccinati sabato e domenica. In molte scuole della provincia si sono registrate assenze di docenti per malattie oggi, tanto che in alcuni casi si è dovuto rivoluzionare l'orario delle lezioni. Alle scuole medie Bianchetti di Santa Bona tutti a casa dopo la 5ª ora per mancanza di insegnanti. Altre situazioni di disagio a Villorba, ma l'elenco potrebbe continuare. Quanto al malessere che ha colpito i vaccinati, tutto nella norma, spiega il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Non abbiamo assolutamente avuto reazioni allergiche nel momento della vaccinazione, e questo è importante per un vaccino. Circa l'1%, l'1-2% sono a casa con la febbre, ma è normalissimo questo dato, perché lo abbiamo anche con la vaccinazione antinfluenzale, per chi ricorda. Lieve dolenzia sostanzialmente nel luogo di inoculazione, un po' di malessere, una puntata febbrile di 2-3 linee, quindi fino a 38, ma questo è normalissimo, dura al massimo un paio di giorni. Un malessere passeggero che vale la pena di affrontare per evitare le conseguenze ben più pesanti di un eventuale contagio. Il Covid non sta perdendo potenza, anzi. Noi abbiamo purtroppo rilevato in questi ultimi 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, degli accessi in pronto soccorso da persone che erano seguite a casa, che hanno manifestato una desaturazione importante, intorno all'82-84%, e che quindi sono stati ricoverati in pronto soccorso persone giovani, quindi classe 61, 60, 57,
che hanno manifestato questa desaturazione, che quindi hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso e al ricovero ospedaliero per avere ovviamente ossigenazione maggiore. E oggi è stato fatto il punto sulla situazione vaccinazioni in Veneto. Sono quasi 110.000 le persone che sono state vaccinate, che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino. Le previsioni di fornitura per il mese di marzo sono consistenti e si prevede dunque un'accelerazione nella campagna vaccinale nella nostra regione. Alle 10:30 le dosi di vaccino somministrate erano, come scritto, 285.799, che si traducono in 108.841 persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione previsto. Sono quasi 110.000 le persone che in Veneto hanno già completato il ciclo della vaccinazione anti-Covid. Il più anziano ha 110 anni, ma la classe d'età al momento dominante è quella tra i 50 e i 59. Più di 60.000 vaccinati sono operatori di strutture sanitarie pubbliche e private. Quasi 20.000 sono ospiti di strutture sociosanitarie. Sabato mattina inoltre sono arrivate le ipotesi di fornitura dei vaccini in Veneto per tutto il mese di marzo. Per quanto riguarda Pfizer, le forniture cominciano a essere abbastanza interessanti, perché dal 1 marzo abbiamo a salire 52.000 dosi abbondanti e poi si stabilizza per ogni settimana su 56.160 dosi. Entro marzo inoltre è previsto l'arrivo complessivo di 273.500 dosi di AstraZeneca e 109.900 dosi di Moderna, previsioni di fornitura che permettono di pianificare la campagna vaccinale su basi solide. C'è qualche reazione locale, la febbre è una delle reazioni più attese e più frequenti anche dopo un qualsiasi vaccino, soprattutto nelle 48 ore. Qualche decina di segnalazioni di febbre c'è stata, stiamo parlando di circa 6.700 somministrazioni di AstraZeneca. La precisazione del direttore dell'unità di prevenzione e sanità pubblica della Regione Veneto arriva dopo diversi casi di insegnanti rimasti a casa da scuola dopo la vaccinazione anti-Covid con AstraZeneca. Sono effetti attesi di qualunque vaccinazione. Con AstraZeneca lo stiamo usando da sabato e ci vuole anche un arco temporale di osservazione maggiore per vedere anche l'impatto di questi effetti, ma che comunque sono effetti attesi. La cronaca, tragico incidente ieri sera a Salzano. Una ragazza di 24 anni ha perso la vita, altre 2 persone rimaste ferite. La macchina era tutta in tocchi, impietrita. Un impatto fortissimo, un incidente costato la vita a Juliana Lima, una ragazza brasiliana di 24 anni, da pochi mesi residente a Quinto di Treviso. L'incidente è avvenuto domenica verso le 21:30 in via Frusta a Salzano, all'angolo con via Villa Tega e via Valli, poco distante da Noale. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo la sua corsa qui, proprio sulla rete di questa abitazione, sradicando il pilastro. I 2 ragazzi a bordo dell'auto, il conducente 36enne e un'altra ragazza di 24 anni, sono ricoverati in gravi condizioni. A terra si vedono ancora i segni del tragico schianto. Macchie di sangue, qualche moneta probabilmente uscita dal mezzo, una mascherina. Sul posto sono giunti da Mestre i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118, chiamati dai passanti che hanno visto l'auto capovolta. I pompieri hanno faticato per riuscire a liberare i 2 ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate e una volta estratti sono stati presi in carico dai sanitari del SUEM che li hanno portati in ospedale dopo averli stabilizzati. Per Giuliana invece non c'è stato nulla da fare. Da poco si era trasferita a Quinto di Treviso, prima viveva con la mamma a Spinea dove si svolgeranno i funerali. Era a distanza a Gorizia, Vittorio Iacovacci, il carabiniere trentenne morto in Congo nell'attentato di un gruppo di sequestratori costato la vita all'ambasciatore italiano Luca Attanasio e ad un autista del convoglio. In lutto la città di Gorizia, dove ha sede il 13° reggimento. Si chiamava Vittorio Iacovacci ed aveva 30 anni. Il carabiniere scelto caduto in Congo nel tentativo di proteggere l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, anche lui morto nell'attentato di un comando di sequestratori sulla strada per Goma. Rimasto ucciso anche l'autista del convoglio ONU che li stava scortando. Il militare dell'Arma, originario di Sonnino in provincia di Latina, apparteneva al 13° reggimento Friuli Venezia Giulia, dislocato a Gorizia, e si era specializzato proprio come addetto alla protezione e scorta di personale sensibile.
famiglie. Grande dolore, lacrime e bocche cucite in caserma in ricordo del collega scomparso. A proferire parole di cordoglio è stato invece il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Innanzitutto c'è la vicinanza sincera, profonda della città di Gorizia alla famiglia, che in questo momento mi metto nei panni loro, di sentire squillare il telefono e dall'altra parte del telefono uno che ti dice guarda che tuo figlio è morto, una cosa che fa davvero accapponare la pelle. Iacovacci non era sposato e non aveva figli, si era arruolato nel 2016 e dopo aver frequentato la scuola allievi carabinieri di Iglesias a Cagliari aveva avuto come prima destinazione proprio il reggimento goriziano, dal quale provengono molti militari dell'Arma destinati alle missioni all'estero. Non è un caso che alcuni fra i caduti dell'attentato di Nassiriya appartenessero proprio al 13°, come un altro carabiniere ucciso in un attentato, Emanuele Ebrai, che perì nel 2012 in missione in Afghanistan. Profondo cordoglio è stato espresso dalle massime autorità nazionali, dal Presidente della Repubblica al Premier Mario Draghi. Questo ragazzo fra pochi giorni, i primi di marzo, avrebbe compiuto 31 anni. Perciò, ripeto, anche quando muore una persona che ha 100 anni fa soffrire, però sapere che un ragazzo 31 anni all'inizio perciò della sua vita, della sua carriera, doveva ancora farsi la famiglia, sapere che perciò è caduto al servizio del paese, perciò è uno dei tanti eroi della nostra nazione. Scossa di terremoto oggi intorno all'ora di pranzo con epicentro in provincia di Trento, ma avvertita anche in Veneto, da Verona a Vicenza. Trema il Trentino, ma la scossa di terremoto delle 13.04, seguita da altre due di lieve intensità, è stata avvertita anche nel Vicentino. La scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a 4 km nord-ovest da Ala è stata registrata in provincia di Trento ad una profondità di 12 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. È stata registrata anche dai sismografi della Protezione Civile della Regione Veneto e, come ha segnalato sui social l'assessore alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccin, è stata avvertita anche in diversi territori veneti, in particolare delle province di Vicenza e Verona, nei comuni dell'Alto Garda e nella zona della Lessinia. Solo in tarda serata è stata riaperta la strada Cadorna, chiusa a causa di una slavina che ieri pomeriggio si è staccata dalla dorsale sul Monte Grappa. Ore di lavoro per i vigili del fuoco impegnati sul Monte Grappa, 1 chilometro sotto il rifugio Bassano in località Forcelletto, per la slavina che si è staccata domenica pomeriggio dalla dorsale, finendo sulla strada Cadorna. 50 metri di lunghezza per un'altezza di 4 metri. Un dispiegamento di uomini e mezzi, sul posto anche il soccorso alpino, per scongiurare che qualcuno fosse stato travolto dalla massa di neve. Solo in tarda serata è stata riaperta la strada, oltre un centinaio le persone che erano rimaste bloccate a monte, escursionisti che hanno dovuto trovare riparo al rifugio, cui è stata data autorizzazione di apertura serale in via straordinaria, finché non è stato aperto un varco per far defluire quindi i tantissimi che avevano approfittato della bella giornata per salire sul Grappa. Difficoltà per i vigili del fuoco, dato che la neve era bagnata e difficilmente cumulabile e trasportabile. Torna più che mai necessaria la raccomandazione a prestare massima prudenza quando si decide di andare in montagna, perché, viste le temperature in innalzamento degli ultimi giorni, si possono verificare importanti distacchi di neve come quello di domenica pomeriggio. Oggi aperta nel municipio di Carmignano la Camera Ardente del sindaco Alessandro Bolis. Una camera ardente aperta stamane dalle 10.30 fino alle 22.30 per l'ultimo saluto al sindaco 43enne Alessandro Bolis, vicepresidente dell'Anci Veneto. Domani i funerali nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Carmignano di Brenta, fissati per le 10, con maxi schermo posto all'esterno e la possibilità di seguire la cerimonia funebre in diretta Facebook sulla pagina istituzionale del comune di Carmignano. Per l'occasione i commercianti sono stati invitati ad abbassare la saracinesca dei negozi, mentre l'amministrazione comunale ha proclamato 2 giorni di lutto cittadino oggi e domani. Intanto ha già confermato la sua presenza alla cerimonia funebre il governatore del Veneto Luca Zaia, il presidente della provincia di Padova Fabio Bui, il presidente Anci Veneto Mario Conte e molti altri rappresentanti del mondo politico e istituzionale. Ad Alessandro devo tutto e quindi il suo
ricordo più bello è quello della passione che ci metteva nel fare le cose e soprattutto l'amore che aveva nei confronti della sua comunità. La comunità sta veramente vivendo un momento difficile, ma credo che dovremmo tentare di andare avanti con la massima determinazione, perché è quello che lui sicuramente si aspetta da noi. E l'intitolazione a settembre, dopo aver chiesto alla famiglia della scuola primaria, uno dei tantissimi progetti nati proprio dal volere del sindaco che tanto si è dato da fare per la sua Carmignano. Vanno in archivio i mondiali di sci alpino 2021 e a Cortina è tempo di bilanci. Quelli sportivi sorridono all'Austria, solo un oro e un argento per gli atleti azzurri. Ottima l'organizzazione dell'evento, il primo in pandemia e senza pubblico. Un'emozione lunga 15 giorni, 3 dei quali col fiato sospeso per le condizioni meteo che hanno condizionato lo svolgimento delle gare. Poi il sole a illuminare il bianco incandescente della neve, tirato a lucido da 250 uomini invisibili che hanno lavorato ogni notte per garantire la preparazione delle piste, l'impegno di oltre 300 volontari delle forze dell'ordine e della protezione civile. Cortina 2021 va in archivio e per ora sono solo soddisfazioni. Io penso di poter dire, guardando l'entusiasmo delle persone, la visibilità che ha avuto Cortina, il nostro territorio, soprattutto questo spirito che appunto è stato ben raccontato anche e romanzato, no? Di questo effetto palla di neve che avevamo nel cuore dal giorno 1, io penso di poter dire che siamo riusciti a ottenerlo. Dal punto di vista organizzativo sono state numerose le sfide da affrontare, a partire dall'evento stesso, il primo in pandemia. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo programmato molto, ma poi alla fine gli eventi e il calore si fa con la spinta finale e c'è stata tutta. È un momento in cui ci si concede un po' di sano orgoglio anche per la capacità di modificare l'organizzazione di volta in volta. È sempre stato necessario avere un piano B o un piano C e spingere sulla comunicazione per trovare il modo di far vivere i mondiali a più persone possibili. Questo evento non si esaurisce in 2 settimane. Io voglio immaginarmi che questo sia un modello che tenga nel tempo per i prossimi eventi, grandi o piccoli che siano. È stata un'altalena di emozioni, questo percorso molto, molto importante, molto viva per tanti di noi. Soddisfazione, orgoglio e gratitudine viene espressa in queste ore dal sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. Oggi c'è la gioia, scrive il primo cittadino, da domani torneremo a lavorare per le tante necessità ordinarie, straordinarie e urgenti della nostra Cortina e con l'obiettivo olimpico da raggiungere nel 2026. In chiusura vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 21:15 in diretta con una nuova puntata di Ring. Ospiti l'avvocato della famiglia Tassitani Roberto Quintavalle, poi l'assessore regionale Federico Canera, il vice maniero del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Roger De Menech del Partito Democratico e poi Leonardo Meneghetti, direttore del Dipartimento Salute Mentale del Cafoncello di Treviso. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Super anticiclone sull'Italia, tempo stabile e clima caldo durante il giorno, anche se il cielo risulterà nebbioso. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 23 febbraio. Sul Veneto cielo piuttosto grigio, sui monti vedete sarà sereno con qualche nebbia nelle valli prealpine fino al primo mattino. In pianura foschie a tratti fitte, non si esclude al pomeriggio una locale alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche spiraglio di sole. Temperature in aumento, minime tra 2 e 4 gradi, valori massimi compresi invece tra 11 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso, con il passare delle ore andrà meglio con qualche parentesi maggiormente soleggiata. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime invece sui 10-12 all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato e non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 16-17.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.